Niente mercato settimanale domani a Favara. La sospensione del tradizionale mercato del venerdì è stata decisa dall'amministrazione comunale del sindaco Antonio Palumbo a causa del perdurare dello sciopero dei netturbini, giunto oggi al secondo giorno. A causa della situazione incerta provocata dall'astensione arbitraria degli operatori ecologici, comunicano gli assessori Angelo Aerofarulla alle attività produttive e quello all'igiene ambientale Lillo Attardo, nella giornata di domani, venerdì 23 giugno, non si terrà il mercato settimanale. Oggi infatti è il secondo giorno di sciopero messo in atto dagli operatori ecologici che prestano servizio a carico delle ditte che hanno in gestione la raccolta dei rifiuti solidi urbani a Favara e che lamentano il mancato pagamento di 2 mensilità arretrate. Il sindaco Antonio Palumbo ha ieri informato il prefetto di Agrigento sull'astensione dal lavoro dei netturbini che ha definito arbitraria. Sua Eccellenza ci ha garantito il suo impegno a convocare le imprese per definire la situazione e tentare di far rientrare la protesta, ha detto il sindaco Palumbo, che ribadisco non è autorizzata e che non ci è mai stata comunicata. Il sindaco chiede ancora una volta ai cittadini di non conferire i rifiuti o peggio ancora buttarli in mezzo alle strade fino a quando l'emergenza non verrà superata e lo sciopero sarà rientrato. Buttarli in mezzo alle strade